Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il notiziario con la politica. Si attendeva un sì ed è arrivato un no. La scorsa notte la svolta sulla candidatura a sindaco di Varese per il centrodestra c'è stata, ma non in positivo. Giorgio Merletti, già presidente di Confartigianato, ha rinunciato alla candidatura. Lo ha annunciato lui stesso alle 23:15 alla Prealpina. E ora il centrodestra si ritrova al punto di partenza, trovare un candidato sindaco. Oggi è arrivato a Varese il senatore Giacomo Caliendo, commissario provinciale di Forza Italia, che ha espresso dispiacere per la rinuncia di Merletti e ha annunciato ulteriori valutazioni a livello di coalizione. Mentre Stefano Gualandris, coordinatore provinciale della Lega, ha spiegato che il candidato a questo punto sarà proprio della Lega. Non dobbiamo per forza rincorrere un civico, ha detto Gualandris. Ci abbiamo provato, contattando figure di alto profilo, ma non ha portato a risultati. Ora tocca a noi e i due nomi li abbiamo già indicati agli alleati. Sono quelli di Matteo Bianchi, parlamentare, e Marco Pinti, consigliere comunale uscente. Decisione a un prossimo tavolo regionale e ampio spazio dedicato alla questione sul giornale di domani, in edicola e in versione digitale. Parliamo ora del coronavirus, con i dati di giornata forniti da Regione Lombardia. Con 33.328 tamponi effettuati sono 134 i nuovi casi in regione, con il tasso di positività allo 0,4%, identico a quello di ieri. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva, -2 per un totale di 63, e negli altri reparti, -23 per un totale di 298. I decessi sono stati 2. Per quanto riguarda le province, sono 62 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 44 a Milano città e 6 in provincia di Varese. E ora una notizia triste da Lozza, paese e scuola in lutto. È morta per malattia la maestra Veronica Cembalo. L'insegnante 45enne si è spenta ieri. Insegnava alle elementari del paese. Veronica è stata apprezzatissima insegnante alla scuola primaria Giovanni Pascoli di Lozza. Rimarrà per sempre nel cuore dei bambini, dei genitori, dei colleghi e di tutte le persone che l'hanno conosciuta, ha ricordato il sindaco Giuseppe Licata, esprimendo il cordoglio della comunità. Originaria di Altavilla Silentina, dove lascia i genitori e un fratello, la maestra si era trasferita in provincia di Varese per lavoro. Oggi, alle 20:30, nella chiesa di San Carlo a Varese sarà recitato il rosario. Il funerale sarà celebrato domenica a Cerrelli, frazione del comune natale della maestra in provincia di Salerno. Tornano le grandi mostre al castello di Masnago di Varese e questa volta si riparte dall'Oriente, terra lontana, misteriosa e affascinante che segna la ripresa delle proposte culturali nella grande sede dei musei civici. Giappone, disegno e design, dai libri illustrati Meiji ai manifesti d'arte contemporanea, e la mostra che si è aperta oggi pomeriggio nelle sale del castello, alla presenza del console generale del Giappone a Milano, Yuji Amamiya. A illustrare l'evento è una delle curatrici, Eleonora Lanza, intervistata da Andrea Giacometti. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. Si apre domani la mostra al Castello di Masnago su Giappone, disegno e design. Quali sono le cose più pregiate in mostra che potranno vedere i visitatori? Allora, in mostra sono presentate 2 fondi di opere che sono libri illustrati e una delle cose più belle da vedere, più interessanti, è sicuramente una mappa del Giappone, delle nuove province del Giappone dell'epoca Meiji, è del 1876 e non è mai stata vista da nessuno prima, e quindi questo è sicuramente un motivo per venire. È una mappa molto particolare perché la si legge in direzione ovest, come facevano i giapponesi. E un'altra opera interessantissima da vedere in mostra è un libro illustrato del 1904 all'incirca, che è lungo 9 metri in estensione. È fatto in silografia policroma con bellissimi colori, anche metallici, oro e argento, e quindi anche solamente per queste 2 cose vale sicuramente la visita. Con la mostra Giappone, disegno e design riprendono le grandi mostre al Castello di Masnago. È una cosa importante. Lo aspettavamo da 1 anno e mezzo, una mostra programmata già lo scorso anno che per ragioni legate alla pandemia è stata rinviata. È un momento importante per la città, per la cultura, soprattutto perché questa mostra è realizzata grazie a opere di proprietà in gran parte del comune di Varese. E chiudiamo con lo sport. La campagna acquisti dell'Open Job Metis si apre col botto. La società ha trovato l'accordo con Alessandro Gentile, ex capitano dell'Olimpia Milano, con la quale vinse 2 scudetti e una Coppa Italia dal 2011 al 2016. Gentile sarà l'ala piccola titolare della formazione di Adriano Vertemati.
Un blitz legato allo storico rapporto fra il tecnico di Cordaredo e il 28enne esterno che il nuovo coach biancorosso allenò ai tempi delle giovanili di Treviso. Fu proprio Vertemati a dare ospitalità a Treviglio nell'estate 2018 a Gentile, dopo il nulla di fatto della sua avventura NBA con gli Houston Rockets. Per Varese è un giocatore che vale un americano di alto livello e il fatto di averlo ingaggiato all'inizio del mercato permetterà di cucirgli addosso la squadra come un vestito fatto su misura. Questa era l'ultima notizia, la prossima edizione del TG di Prealpina sarà domani alle 13. Buona serata!